Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Buonasera al nostro editore Ermanno Casen. Buonasera Ermanno, buonasera ai nostri ospiti, li presento subito. Cristiano Caffini, buonasera Caffini, segretario regionale del SIAP Veneto. Buonasera, segretario appunto del sindacato italiano appartenenti polizia. Buonasera. Al suo fianco abbiamo Francesco Trotta. Buonasera Trotta, anche a lei, è un criminologo ed è il cofondatore di Cosa Vostra. Buonasera anche a lei. E poi abbiamo Pierluigi Granata, che è un collega, un giornalista, un criminologo anche lui, fa parte dell'osservatorio per il contrasto alla criminalità e alla mafia nel Veneto. Allora, ospiti per affrontare un tema che ritorna anche abbastanza frequentemente, cioè questa sera parleremo di mafia, è la settimana di una ricorrenza importante, quella del 1992, il 23 maggio, la strage di Capaci, una data che sicuramente ha segnato la nostra storia, probabilmente tutti quanti ricordano che cosa stavano facendo quel giorno di 26 anni fa. Partiamo subito, direi, con la sigla di Memorandum e dopo iniziamo a discutere. Vediamo. Memorandum. Storia e memoria. 23 maggio 1992. La strage di Capaci. In un attentato di mafia vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morbillo e i 3 uomini della scorta. Allora, eccoci rientrati in studio. Prima di iniziare a parlare, vediamo queste immagini con la ricostruzione dell'attentato. Vediamo. Sapevo, come mi diceva in continuazione Giovanni Falcone, che prima o poi sarebbe successo. E lui mi disse: mi faranno saltare per aria, fece proprio questo gesto, mi faranno saltare per aria su una strada. Allora, immagini drammatiche ci riportano indietro di 26 anni. Ermanno, dicevo, una data che ha segnato, che è rimasta, come dire, forse anche come un punto di rottura nella nostra storia. Ma è un evento catastrofico, ancora adesso non si ha la percezione di quello che sia successo, perché viene troppo spesso enfatizzato, ma di cui la verità poi non c'è, e quindi la difficoltà è capire chi sono i veri responsabili, al di là di quello che è stato poi il fatto di per sé stesso. Faccio un esempio. L'esplosivo impiegato in quel sottopasso dell'autostrada è esplosivo recuperato da una nave della Seconda Guerra Mondiale affondata e trovata da alcuni pescatori che informano la mafia, in particolare Riina, che hanno una disponibilità di bombe e quindi possono avere esplosivo a disposizione. Questo avviene molto tempo prima. Naturalmente la mafia ha un concetto lungo della propria strategia e quindi mette da parte queste cose che verranno buone al momento dell'esplosivo, quando decidono. Ma chi avvisa Totò Riina e complici che Falcone è arrivato a Palermo in aereo
Questo è il grande mistero. La seconda cosa, quell'esplosivo non poteva fare tutti quei danni che ha provocato. Allora c'è un'altra ipotesi abbastanza suffragata, che da una parte la mafia ha messo una quantità enorme di esplosivo, ma non era sufficientemente detonante, cioè l'effetto non era sufficiente, e quindi dall'altra parte c'è qualchedun altro che non era mafioso che ha aggiunto dell'esplosivo ad alta risonanza, ad alto potere detonante, che ha innescato l'esplosivo messo dalla mafia, che ha creato quel danno. C'è un altro fattore poi che non c'entra niente nella mafia né altro. Purtroppo quel giorno Falcone decide di guidare la sua macchina e mette dietro invece la scorta. La scorta, la persona che doveva, l'autista, riesce a salvarsi, lui è al volante e purtroppo, con a fianco la moglie, purtroppo muore. Ma accanto a questi ci sono un sacco di interrogativi che non vengono spiegati, né c'è qualcuno, salvo vari tentativi a distanza di 20 anni, di cercare di trovare la verità, il mandante. La mafia, ripeto, come ho detto già nelle trasmissioni precedenti, sono i bravi di Don Rodrigo, cioè sono mandati, vengono mossi, difficilmente si muovono da soli, hanno una capacità di movimento, ma sempre condizionata da entità superiori. E questo l'abbiamo visto nello sbarco di Garibaldi in Sicilia, l'abbiamo visto con lo sbarco degli alleati in Sicilia e l'abbiamo visto poi col bandito Giuliano e l'abbiamo visto con Tortorina. Quando è stato il momento gli hanno detto basta e basta è servito perché finissero di fare quello che dovevano fare. Perché interferivano troppo con la politica. Allora, se riuscissimo a dare chiarezza a questi eventi, probabilmente questa tragedia diventerebbe utile e necessariamente utile per gli italiani e per l'umanità, soprattutto per la giustizia, perché in questo momento non è stata fatta giustizia. Si fanno commemorazioni in carenza di giustizia. Francesco Trotta, di commemorazioni forse se ne fanno troppe. Indubbiamente siamo un paese che ha bisogno di commemorare e ricordare. Occorre capire anche come ricordiamo e perché ricordiamo e chi partecipa a queste commemorazioni. Noi con la nostra associazione abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi. Ricordo che molti di questi ragazzi li portiamo nei beni confiscati presenti in Veneto. In uno di questi, in Villa Valente Crocco, in provincia di Rovigo, a Badia Polesine, c'è una bellissima immagine, è l'immagine più famosa di Falcone e Borsellino insieme. Ai ragazzi ho chiesto, ma voi sapete chi sono questi due personaggi alle mie spalle, perché la foto era alle mie spalle? Pochissimi sapevano chi erano. Quindi vuol dire che c'è ancora molto da fare. Poi la seconda domanda che pongo anche ai miei colleghi qui accanto è: ha ancora senso ricordare o ci stiamo abituando troppo a queste commemorazioni? Sono perplesso a volte, altre volte invece continuo e sono spinto nel voler dire e comunicare alle più giovani generazioni l'importanza della memoria, ma una memoria che va coltivata col senno della causa. Certo, appunto, ricordare, ma allora è il modo in cui ricordiamo che è sbagliato, forse, o no? Granata. Beh, è sempre importante ricordare, perché la memoria storica non va cancellata, quindi questo è un aspetto molto importante. Ricordare soprattutto per dare un monito, per dare un insegnamento alle future generazioni, perché soltanto in queste occasioni che i ragazzi possono apprendere chi erano questi due valenti magistrati, questi due martiri, perché nel caso contrario, come diceva giustamente Francesco, non conoscerebbero
la storia della mafia è la storia dei due eroici giudici. Per questo va bene ricordare, e per questo motivo che come Regione Veneto fu organizzata quella mostra fotografica su Falcone e Borsellino, che fu molto apprezzata, fu molto visitata da intere scolaresche, che per la prima volta videro di persona chi erano, ma soprattutto immagini della vita quotidiana, dei problemi che ebbero i magistrati, dei loro intralci che subirono, degli attacchi a livello personale. È stato un excursus fotografico molto importante in termini di memoria, ma soprattutto di conoscenza. Anche quello è un modo per diffondere la cultura della legalità, ricordando. Questo è un aspetto molto importante. Caffini. Allora, ricordiamo anche i tanti agenti delle scorte, ricordiamo, in questo caso ne sono morti 3, ma insomma le vittime nell'adempimento del loro dovere per le forze dell'ordine sono molte. Purtroppo le vittime sono state tantissime e anch'io sono d'accordo che il ricordo è fondamentale soprattutto in funzione del fatto che il fenomeno mafioso, come qualsiasi altra tipologia di fenomeno criminale, prima di tutto va combattuto culturalmente e quindi ricordare e far capire alle future generazioni le problematiche e tutti gli avvenimenti che ci hanno portato poi a essere quello che siamo oggi, appunto deve essere fondamentale da farglielo appunto capire, proprio perché soltanto con una svolta culturale possiamo riuscire a debellare questo tipo di fenomeno. Ovviamente noi come appartenenti della Polizia di Stato siamo gli ultimi, come dire, della catena di questa fenomenologia, proprio perché arriviamo quando ormai il reato è stato già compiuto. Però appunto per debellare questo tipo di fenomeni non serve soltanto la repressione, ma c'è bisogno appunto di una formazione culturale che possa evolvere appunto andando a stringere poi sulle nuove generazioni. Certo, è importante ricordare però senza cadere nella retorica, Armando. Ma tutto si può Abbiamo fare, assistito... però il problema è ricordare nel contesto degli avvenimenti, perché non basta soltanto dire che sono 2 martiri che sono immolati per la libertà, contro la mafia e tutto il resto. È il contesto storico che crea valore a quello che hanno fatto. Per esempio Falcone e Borsellino sono stati sequestrati dallo Stato, perché, cosa che io non avevo percepito, avevo capito che erano stati portati all'Asinara ed ero convinto, deducevo che l'Asinara fosse stato una sede dove loro potevano preparare meglio il famoso processo, maxi processo, ma in realtà non è stato così. In realtà loro furono portati all'Asinara, ma non li seguirono i fascicoli del processo. Quindi restarono lì per 1 mese assolutamente inerti in prossimità di un evento che era il maxi processo, senza avere la possibilità di lavorare. E questo è lo Stato, perché erano in un carcere, quindi l'Asinara, e peraltro quando se ne andarono il direttore del carcere li fece pagare il soggiorno a loro e alla famiglia. Io non lo so se in un altro paese civile una cosa di questo genere sarebbe stato possibile, ma è chiaro che chi ha subito questa vessazione aveva la certezza che chi stava all'interno dello Stato e comandava gli alti poteri dello Stato certamente erano contrari a quello che stava facendo. E io credo che a un certo punto ci fu un processo a Palermo, no? Contro Giulio Andreotti, e si parlò di un bacio tra Giulio Andreotti e il buon Totò Riina. Quindi se si arriva a questo punto
usando lo stessi termini di Andreotti, a pensar male è peccato mortale, spesso ci si indovina. E questo è il problema. Questo è il problema dell'Italia, ma rimane tuttora il problema dell'Italia. È il problema che serpeggia all'interno della politica. Pierluigi Granata, sei d'accordo? In parte sono d'accordo, io vorrei anche aggiungere che Falcone fu isolato dalle istituzioni e dai politici, ma non solo, fu anche ostaggiato, fu oggetto anche di critiche feroci. Un caso illuminante in tal senso è il fatto della mancata elezione a procuratore capo, quando fu preferito un alto magistrato che non aveva le stesse competenze forse e non aveva lo stesso acume investigativo, tant'è vero che poi lui dovette scegliere di andare a Roma, ma anche lì fu tacciato per essere un servitore dell'allora ministro Martelli. Ci fu il fatto del famoso Corvo, l'attentato della Daura, che qualcuno disse che era stato messo in piedi per osannare Falcone, quindi lui subì questi attacchi come persona e nello stesso tempo era stato isolato, e lui lo dice chiaramente nella famosa intervista che rilasciò alla giornalista francese Padovani. Lo dice chiaramente, addirittura usa dei termini: una persona muore dal momento che rimane isolata. Tant'è vero, le persone che incontrarono Falcone, tutti avevano questa sensazione di un uomo triste, di un uomo solo. E come dice giustamente il direttore, era stato condannato già a morte e stava morendo lentamente. La morte fisica avvenne dopo, ma la morte esistenziale era già iniziata prima, con una precisione, oserei dire chirurgica, che il direttore ha ricordato. Questo è il grosso problema. E mi viene in mente un altro esempio nei nostri giorni, il famoso, l'ex direttore del Parco Nebrodi, Antoci. E dopo lo sentiremo. Esatto. Adesso, se mi permetti di anticiparlo, valente persona, vive sotto scorta, ha subito un attentato per aver difeso un'attività di legalità, per riportare l'ordine e la legalità in un meccanismo dei produttori agricoli. Cosa è successo? È stato esautorato. Questa è la grande contraddizione. Sembra rivivere lo stesso calvario di Falcone. Mi scuso del termine forte che ho usato. Certo, Francesco Trotta. Allora, c'è questo parallelismo che ha presentato Granata. È un parallelismo molto forte. Ricollegandomi sempre a quanto detto da Granata e anche dal direttore, mi viene in mente anche una delle ultime interviste pubbliche di Falcone, quella rilasciata alla trasmissione Babele di Corrado Augias del 12 gennaio del 92, in cui una ragazza del pubblico chiese a Falcone, e qui permettetevi di leggere: in Sicilia si muore perché si è lasciati soli, già che lei fortunatamente è ancora tra noi, chi la protegge? Questo era il clima attorno a Giovanni Falcone, e Falcone rispose: questo significa che per essere credibili bisogna essere ammazzati. E questo è il punto in cui ogni volta pare arrivare. E allo stesso modo il parallelismo con Giuseppe Antoci: ha subito un attentato. Ultimamente, qualche mese fa, 2 uomini della scorta di Antoci sono morti. Eppure dell'attentato di Antoci non ne parla quasi nessuno. Perché? Ha un minor valore rispetto a quello di Falcone, perché Antoci è sopravvissuto. Allo stesso modo anche gli agenti delle scorte che sono sopravvissute alla strage di Capaci, 3 uomini sono rimasti salvi, loro li abbiamo quasi esiliati per lungo tempo dalla nostra memoria per la colpa di essere vivi, sopravvissuti alla stessa strage. Certo, Caffini, su quest'ultima considerazione di Francesco Trotta. Su quest'ultima considerazione c'è poco da aggiungere. Se a 26 anni dalla strage sappiamo chi sono gli esecutori materiali della strage stessa, ma non sappiamo ancora chi sono i mandanti, c'è poco da meravigliarsi se oggi purtroppo si continuano a vivere le stesse dinamiche con altre persone che hanno deciso di fare della loro legalità
un punto di riferimento per questa società e che purtroppo vengono trattati allo stesso modo, rischiando la propria vita, e purtroppo non abbiamo ancora come dire, capito che questo tipo di personalità vanno salvaguardate, vanno portate avanti, vanno prese come esempio. Ma le forze dell'ordine sono messe in grado di poter indagare a sufficienza? Perché io ho l'impressione che non vengono messi in condizione di farlo. Negli Stati Uniti ci sono delle aree dell'FBI che sono specializzate in questi settori e seguono solo questa cosa qua, e quindi sono in grado di poter capire i meccanismi, conoscere le persone e alla fine, se è necessario e quando è opportuno, provvedono. In Italia è fattibile questo? Perché mi pare che quel gruppo di magistrati antimafia è stato poi disperso. Come facciamo a ricostituire all'interno delle forze dell'ordine un gruppo in grado di poter penetrare e capire quello che succede nella mafia? Perché la mafia sta operando ancora. Attenzione, io sto parlando, si parla di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, certo. Chiamiamo mafie, cioè quando la delinquenza aggregata porta a determinate situazioni che sconvolgono non solo la vita delle persone ma anche l'economia della nazione. Ecco, la polizia è in grado poi, vi mettono in condizione di agire? Allora, noi come forze dell'ordine, dico noi in generale, abbiamo degli uffici specifici per quanto riguarda la trattazione dei reati di tipo mafioso, e sono le direzioni investigative antimafia, dove insistono polizia, carabinieri e guardia di finanza. Quindi dal punto di vista operativo, diciamo, abbiamo, possiamo chiamarla un'eccellenza. Un'eccellenza, tra l'altro, voglio dire, è alle cronache praticamente quotidiane, anche qui nel Veneto, come dire, l'attività appunto delle direzioni investigative antimafia, con tutti quei casi, tutte quelle operazioni di cui magari parleremo più tardi. Dal punto di vista invece come dire, procedurale della direzione nazionale antimafia, effettivamente si è perso un po' il senso a livello generale, ma anche qui è frutto di una visione politica nel cercare di potenziare determinati apparati, quindi non solo legiferando appunto sulla materia, ma anche avendo una visione d'insieme tra tutti quelli che devono essere gli attori che poi concorrono appunto a cercare di contrastare questo tipo di fenomeni. Quindi c'è comunque una sinergia tra le varie forze dell'ordine? Assolutamente sì, come dicevo prima, le direzioni investigative antimafia possiamo dire che sono il nostro fiore all'occhiello, sono dei reparti investigativi specializzati solo per questo tipo di reato, e sono uffici interforze diciamo, su cui insistono appunto polizia, carabinieri e guardia di finanza. Bene. Posso fare un'aggiunta, Prego. direttore? Io invece volevo evidenziare un aspetto molto importante, che gli investigatori italiani sono i migliori del mondo. Questa è la nostra grande potenzialità e sono invidiati. Siamo noi che facciamo scuola alle forze di polizia degli altri paesi, anche perché loro non hanno la stessa esperienza nel settore del contrasto alla mafia, perché purtroppo è una nostra invenzione, ma come acume investigativi noi siamo i migliori. Il problema è che a volte purtroppo molte volte è che difettano i mezzi. Ecco, questo che rientra in una carenza sono cronica dovuta di poter... ai tagli di bilancio, ai grossi problemi dal punto di vista economico che portano a ridurre la spesa, tant'è vero da quant'è che non si fanno più assunzioni. Il limite d'età è molto alto nelle forze di polizia. Questi problemi sono di carattere pratico, ma come investigativi noi siamo i migliori. Questo lo so perché quando si fanno questi incontri emerge questa differenza. E poi non ci scordiamo
che il Meridione ha prodotto una grande esperienza nell'ambito della magistratura. Noi abbiamo delle punte d'eccellenza, a cominciare da Gratteri e da Di Matteo, magistrati che conoscono molto bene il sistema mafioso e come contrastarlo. Infatti grosse inchieste sono dovute a loro, di carattere addirittura internazionale, perché questo è un altro aspetto. Ormai la mafia ha una dimensione internazionale, ecco perché poi diventa anche difficile il contrasto, perché poi manca il supporto di una legislazione a livello internazionale, non tutti i paesi collaborano nell'ambito delle rogatorie, poi magari questo lo vedremo meglio. Ecco, un'altra cosa, i sequestri che vengono fatti ai mafiosi, le grandi risorse, perché non vengono messi a disposizione delle forze dell'ordine perché indaghino e quindi si crea un circuito virtuoso di indagine all'interno di una nazione che purtroppo soffre di questa malattia ormai ereditaria. Francesco, per quanto riguarda ricollegandomi un po' anche a quanto detto prima, anche la nostra normativa, la normativa italiana contro le mafie, ce le invidiano a livello mondiale. Ricordo però una cosa, che l'ultima commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso riguardo il Veneto ha espresso forti dubbi riguardo le istituzioni, ha detto ma dove sono state le istituzioni, comprendendo qui anche un po' anche la magistratura, nel senso che le maggiori e più importanti inchieste che hanno svelato la presenza dell''ndrangheta e delle altre mafie in Veneto partivano spesso da altre regioni. Però il plauso va comunque a quelle forze dell'ordine che hanno fatto le recenti operazioni di polizia, dei carabinieri, anche cito ad esempio Nuova Frontiera e Valpolicella in gli scorsi anni, con PM molto validi. Bisogna poi trovare sempre un giudice, ricordando la capacità investigativa anche di Falcone e di Borsellino, un giudice che dica sì è vero, questi reati dobbiamo leggerli in un contesto sistematico. Solo capendo che c'è un sistema, allora lì possiamo andare a contrastare la mafia. Per quanto riguarda invece i beni confiscati, noi siamo stati l'associazione che ha mappato nel 2000 i dati relativi ai beni confiscati e sequestrati in Veneto al sistema illegale nel 2017. Il nostro lavoro è stato qualitativamente approvato anche da Franco Latorre, che è il figlio di Pio Latorre, nonché presidente onorario della nostra piccola associazione. Un lavoro che l'abbiamo fatto volontariamente, ma forse avrebbe dovuto fare anche qualcun altro, avrebbe dovuto fare. Beni confiscati, 340 immobili attualmente e passa. Ma anche i conti correnti. E anche i conti correnti, che però sono beni... Gli immobili è difficile... Esatto. No, i beni immobili sono una cosa, i beni mobili è tutt'altra cosa, sono i soldi, girano i soldi e quindi siamo a un livello più alto. Ma quando spieghiamo la mafia e vogliamo vederla, e dobbiamo spiegarla alle persone che spesso sentono sono stati confiscate ville, appartamenti e quant'altro, ogni giorno escono questo tipo di notizie, dicono ma dove stanno, dove sono? E dobbiamo anche farli vedere questi beni confiscati. Alcuni sono stati utilizzati per il Ministero, altri ancora, come riporta la legge 109/96, ad uso sociale. Questi beni vanno assolutamente valorizzati. Certo. Ma una parte di questi sono stati distrutti però. Alcuni. Sì, diversi. Certo, facciamo andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito, sentiremo anche la voce di Giuseppe Antoci che ci racconterà che cosa è successo, cosa succedeva nel parco di cui era presidente, il Parco dei Neboli, tra poco.